qua da voi. No, è davvero un piacere. Devo dire che ho appunto i capelli bianchi e è capitato in pubblico di parlare molte volte, eccetera. Non è che tutti i sindaci e vice sindaci fanno discorsi brevi, coerenti, centrati e anche affettuosi. Grazie a tutti e due. Vi assicuro che non è automatico. Non è, dimostrando l'aver letto un libro, poi questo è sconvolgente, quando ti intervistano. No. Ma come politico? No, è sconvolgente. No, i miei colleghi, le faccio vedere, questo è un altro libro, quando io vai in televisione magari e dice Beppe Severnini, scrive per il Corriere, per il New York Times, ha scritto tanti libri e ha scritto questo ultimo, un libro, guardate, incredibile, e poi è chiaro, butta l'occhio, Italiani domani, e poi mentre mi parla legge brevemente questa risvolta di come se io fossi scemo. Vabbè, lei non la fa, grazie. Questi tra l'altro lo faccio subito addirittura, questo è un piccolo regalo mio per la biblioteca comunale Caterina Percoto di Manzano. Dov'è la bibliotecaria? Ecco, c'è già la dedica, tutto scritto. Questi sono due in più. Allora, brevemente, perché adesso non voglio monopolizzare la serata, volevo raccontarvi, doveva essere l'audio, lo faccio io, faccio l'audio, 2 minuti, 3 minuti al massimo, come siamo conosciuti. Gennaio, questo è molto divertente, vi assicuro, perché mai nessun rapporto autore-traduttore è nato così. Gennaio 1990 esce il mio libro Inglesi, il mio primo libro, io ho 33 anni e è uscito da 3 giorni, arriva un espresso, una lettera arriva a Crema, o al mio editore me l'ha mandata o l'ha trovato il mio indirizzo, apro, c'erano diversi fogli e scritti a macchina, allora c'erano le macchine da scrivere. Caro dottor Severnini, il mio nome è George Giles Watson, lavoro in Friuli all'università, allora, giusto? Ho letto e ho acquistato e letto tutto d'un fiato il suo libro in inglesi. Volevo segnalarle quanto segue: 6 pagine di errori, non ce n'erano tanti, però imprecisioni, dettagli, cioè mi ha fatto l'ecografia al libro. E alla fine io ho detto, mi ha massacrato, alla fine detto ciò, devo dire che il suo libro è di gran lunga il libro più bello, centrato, preciso e affettuoso che ho letto sul mio paese, in qualunque paese, scritto da qualunque straniero, perciò complimenti, suo Giles Watson. Io ho cercato il telefono Watson, non è che a Udine di Watson, grazie, ce ne siano proprio a bizzeffe, quindi l'ho trovato subito. Allora, si chiamava il 12? Quando era, adesso si chiama il 12. Tu sai cos'è il 12? È un dramma, è un videogioco. Il 12 era un numero che nel secolo scorso si chiamava, e gli chiedevi signor Watson di Udine, e una signorina diceva un attimo, e cercava, ti costava anche un sacco di soldi. Tu dici, perché non andavate su internet? Buona domanda. Allora, questa signora mi dà il numero, chiamo e dico, guardi dottor Watson, io la ringrazio sia per gli appunti che mi ha fatto, che sono utilissimi, al punto che quando c'è stata, il libro è partito subito molto bene, è stata una seconda edizione, mi hanno detto, vuoi fare qualche piccola correzione? Pronti? Prendete questa lettera, c'è tutto, e infatti il libro adesso è perfetto perché è stato watsonizzato. E l'ho chiamato e dico, senta dottor Watson, facciamo una cosa, il prossimo libro, invece di aspettare di vederlo pubblicato, io lo mando prima, lei mi dice quello. E così è stato. Il secondo libro si chiama L'inglese lezioni semiserie, è uscito nel 92 ed è dentro quella raccolta lì. Giles mi ha fatto da consulente madrelingua all'inizio proprio per amicizia, poi l'ho coinvolto anche tramite l'editore perché era un lavoro per lui, un'edizione negli anni successivi l'ha curata insieme a me, ha aggiunto dei suoi esercizi, sono tutti sempre in quello che ho regalato a lei, e quindi niente, voi capite che poi ho capito quanto era bravo non solo a fare il revisore, diciamo, editoriale, ma anche il traduttore, e lì è cominciata tutto il resto. A questo punto appunto passiamo al resto.
Cosa è successo? Che il mio libro inglese è stato... no, questo posso dirlo perché è molto Giles, è troppo bello, era molto rigoroso. Il mio libro inglese è stato tradotto in inglese e il mio editore inglese mi ha detto: hai un traduttore? Ho detto: io provo a chiedere a questo Giles Watson. E lui ha parlato con l'editore e gli hanno offerto troppo poco. E aveva ragione lui, come al solito, perché questi qua ci provavano, autori esordienti in inglese, e lui non l'ha tradotto. Non è perché avrebbe potuto, se io avessi detto siamo amici, fallo, l'avrebbe fatto. Io non volevo, perché non ero professionale, lui non lo considerava dignitoso, e questo per i traduttori presenti che è bellissima lezione. Ah no? Io sono un bravo traduttore, tu sei Hodder and Stoughton, non mi fa, e io non traduco il libro. Bellissimo, molto Watson. E non l'ha tradotto. Non l'ha tradotto un'altra signora, purtroppo, che non era minimamente brava come lui. Il libro è andato bene lo stesso, però la traduzione, eccetera. Ma poi è arrivato il momento di tradurre il mio libro sugli americani, un italiano in America. Gli editori americani non vogliono, questa è una cosa interessante forse, una delle difficoltà per cui in America solo l'1% dei libri viene in traduzione o meno, è perché l'editore americano non ha personale in grado di leggere nelle altre lingue. Quindi non sono in grado di giudicare se un libro francese, tedesco, italiano, spagnolo forse sì, o giapponese o portoghese sono adatti al loro mercato. Come fa un editore a giudicare? Non lo potevano fare. Allora, io ho avuto una pensata, ho detto: senti, facciamo un esperimento. Io traduco il libro, ho detto alla Rizzoli, io ho abbastanza lettori in Italia, ci sono molti inglesi, americani in Italia, 2000 copie le vendiamo, dai, soldi non ne perdiamo. Io chiedo al mio amico Giles Watson se fa un esperimento con me. Io gli ho detto: Giles, questo è un esperimento, perché solo se noi abbiamo un libro già tradotto, quindi ho fatto tradurre da Giles un libro in inglese per il mercato italiano, per riuscire a sfondare nel mercato americano, una roba da mano. Era un'idea folle, gli è piaciuta subito, ovviamente. Quindi ha tradotto per poco o niente, notare di nuovo l'uomo generoso, perché glielo chiedeva un amico, per fare un esperimento che aveva senso. Era un investimento per tutti e due, per me e per Watson. Il libro esce, edizione Burra Rizzoli, in Italia vende però non... Io vendevo già, non so, 30-40 mila copie, adesso per fortuna parecchie di più, però quello ne ha vendute 2000, però non hanno perso soldi, perché io sono andato in America, da Chicago a Washington e a New York, col mio libretto, lì è successo il miracolo, che a Washington c'era un giornalista del Washington Post, hanno fatto una pagina intera sulla mia casa di Washington, eccetera. Il libro è partito a razzo, è diventato un bestseller negli Stati Uniti, si chiama National Bestseller, gli americani sono precisi. National Bestseller negli Stati Uniti vuol dire, oppure Coast to Coast Bestseller, vuol dire è un bestseller sulla costa est, quindi Massachusetts, New York, Philadelphia, dove c'è la figlia di qualcuno di voi, eccetera, e sulla costa ovest, California, Oregon, stato di Washington. Cioè, nel Kansas del mio libro non gliene fregava niente a nessuno. Questo è il National Coast to Coast Bestseller. Invece il New York Times Bestseller è un dato nazionale, però già essere un Coast to Coast Bestseller è già un grande onore. E io da zero sono arrivato lì, grazie a già. E adesso non abbiamo tempo di leggerne due, le dico alle due ragazze: leggiamo solo quello dopo, perché qualche anno dopo... E a quel punto avevo un editore americano, il traduttore è stato pagato come era giusto pagarlo, abbiamo tradotto l'altro libro a tessere italiani, che è diventato, come vi dicevo, un New York Times bestseller. Mi è successo a me nel 2006 e mi vergogno quasi a dirlo, a Luigi Barzini con The Italians a metà degli anni 60. Quindi perché ve lo dico? Non per fare il bullo, ma per dire quant'era bravo Giles. Nelle recensioni americane, anche per i ragazzi, così capite anche quanto è importante parlare inglese. Tu non sai cos'è il 12, ma l'inglese lo sai? Bene, guarda che qui sei capitato, non bluffare, che questo è il posto sbagliato per bluffare, te lo dico subito. Lascialo fare a noi, i giornalisti bluffano, ma le ragazzine no. Allora, nelle recensioni c'era scritto spesso:
Questo libro è incredibile perché non sembra un libro in traduzione. Non c'è lo stacco di voce fra l'autore e il traduttore che è percepibile. Tutti noi leggiamo libri in traduzione, perché se uno legge Murakami io il giapponese non lo so leggere, se uno legge Qiu Shaolong io il cinese non, eccetera eccetera. Quindi noi, viva i traduttori e viva le traduzioni. Però lo stacco c'è, e dicevano, e in effetti no, perché io quando lavoravamo, lui traduceva, io me lo mandava e poi passavamo, o veniva in campagna da noi, tante volte sono venuti giù loro, noi su, o al telefono, e litigavamo, perché io l'inglese lo so, penso bene, forse per un italiano diciamo anche molto bene, ma lui è un madrelingua, è altro livello, è un madrelingua talentuoso e portato per la traduzione, e litigavamo. No, Beppe, you are from Crema, you're not supposed to tell me how, this is the... E andavamo avanti, that's the way it's supposed to be. No, it's my book, but I am your translator. Andavamo avanti, bellissimo. Però da questa roba qua uscivano delle traduzioni spettacolari, perché mi conosceva, riconosceva la mia voce, aveva il senso dell'umorismo. Io credo che un marchio di fabbrica di quello che scrivo, anche di quando sia di portare l'ironia fin dove è possibile, e in Italia è molto necessaria, molto necessaria. E Giles aveva questa roba, aveva un umorismo asciutto che ogni tanto lasciava, vero, un po' tutti basiti, perché uno non capiva, era talmente britannico nelle sue battute, però era proprio bravo. E allora adesso, questa era la mia introduzione, io volevo chiedere alle due ragazze se vogliono venire qui e darci una mano.